Benvenuti e buona domenica. Oggi è il 10 maggio 2026. Il sole sorge alle 5:50 e tramonta alle 20:09. La luna si leva alle 2:26 e cala all'1:01. Oggi si celebrano i santi Alfio, Cirino e Filadelfio, 3 fratelli vissuti nel III secolo martirizzati a Lentini per non aver rinnegato la fede cristiana. Il loro culto è fortissimo in Sicilia, specialmente a Trecastagni, dove ogni anno si svolge una delle feste più suggestive dell'isola. Oggi è la giornata mondiale della bicicletta. Un'occasione speciale per riscoprire il piacere delle due ruote e riflettere sull'importanza della mobilità sostenibile. Centinaia di comuni italiani aprono le strade ai ciclisti per promuovere uno stile di vita più sano e rispettoso dell'ambiente. Buon 66esimo compleanno a Bono Vox. Il carismatico leader degli U2 non è solo una delle voci più potenti del rock mondiale, ma è anche un instancabile attivista impegnato in cause umanitarie e globali. Da oltre 40 anni la sua musica e il suo impegno politico continuano ad influenzare intere generazioni. Sono 55 le candeline per Adriano Giannini, figlio d'arte del grande Giancarlo, ha saputo costruire una carriera solida ed internazionale. Oltre ai successi con registi come Muccino e Moretti, è ricordato all'estero per aver recitato accanto a Madonna, ripercorrendo simbolicamente le orme del padre. Infine auguri per i 68 anni al giornalista Maurizio Belpietro. Fondatore e direttore della Verità, è una delle firme più note della stampa italiana ed un volto ricorrente nei talk show di approfondimento, dove le sue analisi spesso accendono il dibattito politico. Il 10 maggio 1994 è una data storica per l'umanità. Nelson Mandela veniva eletto presidente del Sudafrica. Egli è stato il primo presidente nero del paese, l'uomo che ha battuto l'apartheid dopo 27 anni di ingiusta prigionia. Un simbolo mondiale di pace e riconciliazione che ha cambiato per sempre il volto del XX secolo. Se il filtro del rubinetto è incrostato e l'acqua esce male, riempi un sacchetto. Quelli per surgelare vanno benissimo ed inserisci all'interno dell'aceto bianco. Poi infilalo sul rubinetto e fissalo con un elastico in modo che il beccuccio resti immerso nel liquido. Lascialo poi agire per un'ora o tutta la notte se il calcare è ostinato e vedrai che l'acido dell'aceto scioglierà tutto senza che tu debba strofinare nemmeno un secondo. Il 10 maggio 1960 si concludeva un'impresa leggendaria. Il sottomarino nucleare Nautilus compieva la prima circumnavigazione subacquea della Terra. Lungo quasi 100 metri, questo gigante atomico dimostrò che era possibile restare immersi per tempi illimitati, rivoluzionando così la tecnologia navale e l'esplorazione degli abissi. Elvis has left the building. Elvis ha lasciato l'edificio. Utilizziamo questa frase in inglese per dire che uno spettacolo è finito e che non ci sarà il bis. L'espressione nacque davvero durante i concerti di Elvis Presley. I promoter la urlavano al microfono per convincere le fan scatenate ad andare a casa, assicurando che il re se n'era già andato. Lars Lucidor, un poeta svedese del 600 dalla vita breve e turbolenta. Orfano e ribelle, visse tra duelli universitari e carceri, conducendo un'esistenza nomade. La sua poesia, raccolta nei Fiori dell'Icona, vibra tra l'ebbrezza del vino e il terrore della morte. Morì tragicamente a soli 35 anni, trafitto da una spada durante una rissa in una locanda. E ci salutiamo con la nostra amatissima frase del giorno. Ci lamentiamo sempre che i nostri giorni sono pochi e agiamo come se non ci fosse mai fine ad essi. Facciamo tesoro delle parole di Seneca. Non diamo mai nulla per scontato e cerchiamo la bellezza anche nelle piccole cose di questa domenica. Io vi ringrazio per essere state con noi anche oggi. L'appuntamento è sempre qui, a domani con l'Almanacco. Una buona giornata e buona domenica dalla vostra Jaire.